Oggi è il 12 maggio 2018, sono partito da casa e poi ho fatto Columberto in provincia di Treviso, Villa di Villa, adesso sono a 850 metri circa con la mia bella Specialized Livo e come vedete ho consumato un paio di tacche. Per salire fino a qua sono salito con un'assistenza del 10%, è una bella salitina sempre costante, e sono giunto a questa località che è un punto di che viene chiamato Parco dei Carbonai. È un punto che ricorda le attività dei carbonai di un tempo, che salivano fino a qua per fare appunto il carbone. Ecco qui una rappresentazione, una miniatura in miniatura del procedimento. Lì ci sono delle foto del tempo. Eccola qua un'altra foto che rappresenta il lavoro che facevano. Parco degli ex carbonai. Ecco, qui è una casetta, una baracca, non so se è una ricostruzione o se è un originale. Eccola qua. Penso che comunque l'originale non dovrebbe essere stato molto diverso da questo. Eccolo qua, un giaciglio, tavolo, come vedete manca il 70 pollici LCD, forse non passava per la porta probabilmente. Eccolo qua. Come giunto alla confluenza con la strada provinciale 61, detta anche del Gagliardin, e siamo in provincia di Pordenone. Adesso salirò un paio di tornanti e poi prenderò una deviazione per Col di Scios, che sto giungendo alla deviazione che mi porterà al Col di Scios e un certo numero di malghe più o meno aperte. Una strada molto bella, poi farò altre riprese. Mezzo i faggetti, sono a 1000 e rotti metri, 1020, 1030, sempre 8 tacche nella mia bella biciclettina. Adesso starò un po' zitto per farvi sentire il silenzio di questi luoghi. Ecco qui, per salire a Col di Scios bisogna prendere la sinistra. La strada è diventata bianca, comunque bella, salitina non impegnativa più di tanto, temperature fresche, il tempo forse tiene. Ciao. A questo punto lascio la strada per il Piancavallo e Col di Scios e prendo la deviazione che chiamano il Giro delle Malghe. La prima sarà la Malga Sponda Alta, anche quella abbandonata. Ecco che sto giungendo alla Malga Sponda Alta. Eccola qua.
guarda che posticino si trova, meraviglioso. Eccola qua. Ecco, salendo, sono salito da questa strada, dovrò andare a proseguire per quella. Se si scende invece da questa si va a Malga Cercenedo, siamo sulla zona in prossimità della piana del Cansiglio. Ecco qua le indicazioni: località La Crosetta, Malga Cercenedo, Casera Busabella a destra, Piancavallo a destra e via. Eccomi al ricongiungimento con la strada che sale, che va al Piancavallo e Col di Scios. Sono a 1257 metri. Fra una cinquantina di metri dovrei arrivare alla Malga, purtroppo ora abbandonata, almeno l'anno scorso, il Col di Scios. Mi sto avvicinando alla Malga Col di Scios. Questi sono i paesaggi, molto belli, ma volevo farvi vedere queste genzianelle, il colore di questi fiori meravigliosi. Eccole qua. Ecco giù in fondo la Malga Col di Scios, 1300-1350 metri circa. Eccola qua, questa è proprio esattissimamente la Malga, vedete che purtroppo è chiusa. Fino a qualche anno fa era aperta, si poteva mangiare, comprare del formaggio e via. Eccomi giunto al bivio per la Candaglia. Qui si scende alla casa forestale Candaglia e poi volendo nella piana del Cansiglio. E io proseguirò in direzione Piancavallo. Questo è il bivio che porta a Mezzomonte, un bel paesello sopra, dopo Caneva, sopra Polcenigo. E qui io proseguo per questa strada per il Piancavallo, sono a 1350 metri circa. Con la strada che sto percorrendo, quella di là è il punto in cui passerò, credo sia il punto più alto. Comunque c'è ancora un bel po' di strada per arrivare in Piancavallo. Speriamo che il tempo tenga. Guarda che paesaggi. Neanche un cane. Comunque una volta era, l'ultima volta l'ho fatta in agosto del 2016, alla fine di agosto, e c'erano molti pezzi di strada bianca, fin qua è tutta asfaltata e credo che ormai lo sia fino al Piancavallo, comunque vedremo. Devo prestare molta attenzione alle cacche delle pecore, non ritrovarmi la schiena costellata di questi oggettini marroncini
colore tipico degli escrementi di questa animale pur mansueto, ma anche lui in qualche modo rompe le palle. D'altra parte ho avuto il pecorino, vediamo anche che le cacche sulle strade. Guarda che belle sti. Qui mi trovo sul costone che avevo ripreso dall'altra parte della vallata. Ecco qua, siamo ancora in salita, le nuvole si stanno addensando, sempre più scure, speriamo bene, e non ho neanche l'impermeabile. Bella, bella, bella. Quello dovrebbe essere il Cellina, credo. Il grave del Cellina. Eccomi giunto sulla piana del Piancavallo, comune di Aviano. Qui siamo a 1250 metri circa e ho fatto 1800, aspetta che mi fermo, voglio darvi il dato, 45, quasi 46 km da casa. Adesso qui mi bevo una bella cocca fresca da qualche parte, sempre se c'è un bar aperto, ma c'è senz'altro. Ecco le piste da sci su in cima. Il tempo speriamo tenga sempre speriamo. Qui è chiuso. No, vedo una fontanella di acqua, almeno quella, il resto qui mi sembra tutto morto, stagione morta. Sto lasciando il Piancavallo, quindi 46 km da casa, 1838 metri di dislivello totale e ho ancora 5 tacche su 10. D'altra parte l'ho fatta tutta con il 10% di assistenza, quindi più o meno come l'avessi percorsa con una bicicletta muscolare, credo, più o meno. Visto il peso proprio di 22 kg più un altro chilo di ammennicoli vari, siamo sui 23 kg, quindi una decina di chili in più rispetto a una bicicletta muscolare. E dopo spenderò una visitina al Gorgazzo e dopo tornerò a casa. Giunto alla sorgente del Gorgazzo, qui c'è un piccolo affluente. Vedete, guarda che acque cristalline e l'acqua sgorga da sotto la montagna, da dove venga di preciso non si sa. Giù nella buca in centro hanno messo un Cristo che però adesso non si vede per via dei riflessi del sole. Guarda che posto.
Questo per farglielo vedere a mia suocera e a mia mamma, che forse qua non è mai state. Questo è il famoso Gorgazzo. Strano che non sia trote, di solito avevo bei trote belle da chilo. Questa è una delle sorgenti dell'Ivenza, dopo magari vi farò vedere le sorgenti principali. Queste sono le sorgenti dell'Ivenza. Tutta quell'acqua che vedete esce da sotto questa collina. Eccola qua. Eccola qua. Queste sono le sorgenti dell'Ivenza. Bella fresca.